Non ravviso la necessità di un apparentamento con la lista Vannacci. Ripeto, in Veneto decidono i veneti, come è giusto che sia, e non ci sarà alcuna lista Vannacci a sostegno di un candidato della Lega. Sgombra il campo da ogni dubbio Roberto Marcato per chi ancora poteva pensare ad una possibilità di collegamento in Veneto tra la Lega e il generale Vannacci. Ci pensa l'assessore regionale a chiarire le cose. Se ci dovesse essere una coalizione di centrodestra, come è quella uscente, abbiamo già Fratelli d'Italia che occupa quello spazio di destra e che interpreta in maniera assolutamente adeguata il trinomio Dio, Patria e Famiglia. E francamente non sentiamo l'esigenza di una lista Vannacci e le dirò di più, insomma, finché io sarò in Lega non ci sarà alcuna lista Vannacci in Veneto a sostegno di un candidato della Lega. Un conto sono le europee, dove il nome del generale del mondo al contrario è servito a raccogliere preferenze in tutta Italia, ma per il Veneto e le regionali, chiarisce Marcato, è tutta un'altra cosa. La mossa sulle europee è stata una mossa tattica, mi auguro non strategica, in un momento particolare della Lega. Il segretario ha ravvisato la necessità di immettere nel nostro sistema un elemento di attrattività, va bene, ci può stare, è una scelta legittima del segretario. In Veneto non abbiamo bisogno evidentemente di grandi mosse per il nostro consenso, insomma quello che noi dovevamo dimostrare l'abbiamo dimostrato. Anche perché in Veneto c'è la partita dell'autonomia. Ricordo anche che Vannacci, alla precisa domanda se fosse necessario o meno una legge sull'autonomia, ha detto che c'è il titolo quinto e questo basta e avanza. Questo per me è già più che sufficiente per non avere nessun tipo di rapporto con il generale Vannacci. Il centrodestra in Veneto deve essere trainato dalla Lega, conclude Marcato, che spiega i suoi desiderata. L'obiettivo è quello che è sempre stato, di andare con un centrodestra unito, a meno che non si metta in discussione la continuità della presidenza leghista. Qualora questo venisse messo in discussione noi andiamo da soli, come abbiamo già detto. Dopodiché, se dovessi fare un ragionamento di cuore e di opportunità politica, per me rimane sempre la soluzione migliore, quella del tridente, cioè una lista Zaia, una lista Lega e una lista amministratori a matrice autonomista con un bel candidato della Lega, e avremmo la possibilità di dimostrare tutta la nostra potenza di fuoco.